per macchie di colore, Alessandro, Esatto. veramente uno spettacolo. Adesso lasciamo posto perché dovrebbe a momento della classifica femminile, che non vorrei sbagliarmi, ma secondo me farà una doppietta il Bruniera, perché era già in vantaggio nettamente prima, se non ci sono sorprese delle ultime gare, che potrebbero anche esserci, perché per esempio la staffetta è andata male, però vediamo un po'. Intanto va detto che questo CDS finale B Nord-Est categoria allieve, al 16° posto con 98 punti la SD Team Treviso. Vediamo se arriva una persona per il ritiro, se no andiamo avanti. Proseguiamo con la 15ª classificata con 119 punti l'Atletica Estense. Quattordicesima con 132 punti la Quercia Trentingrana. Tredicesima con 139 la SD Francesco Francia. Dodicesima con 143 il CUS Trieste. All'11° posto con 153 la SD Interflumina. Al 10° posto con 156,5 punti l'Assindustria Sport. Al 9° posto con 158 punti l'Atletica Silca Conegliano. Ottava con 160 l'Atletica Piacenza. E a 167 al 7° posto l'Atletica Riviera del Brenta. E adesso make room, fate posto al 6° posto. 168 punti l'Atletica Lugo. Quinta con 173,5 punti la Self Atletica Montanari Gruzza. Al 4° posto con 184,5 punti la Fondazione Bentegodi. E arriviamo al podio. 190 punti per il 3° posto Atletica Malignani Libertas Udine. Seconda con 197 punti Atletica Verona ASD Pindemonte. E arriviamo alla squadra vincitrice con 212,5 punti Atletica Bruniera Friuli Intagli. Bene, con questa doppietta della Bruniera Friuli Intagli,
onore al merito di questa società di una piccola città friulana che riesce a ottenere questi risultati, vittoria in campo maschile, vittoria in campo femminile, vittoria femminile abbastanza annunciata, molto più sofferta, ma con grande merito anche in campo maschile. Si conclude così questa lunga diretta di 2 giorni della finale allievi del finale B Nord-Est, con queste belle immagini che adesso sicuramente la regia ci farà vedere dei ragazzi che non paghi di tutta la fatica che hanno fatto, continuano a correre, è davvero uno spot per l'atletica leggera questa immagine degli atleti che continuano anche dopo la vittoria del titolo a correre, fanno un giro di pista, vedete che bello, tutte le società che si lanciano in questo giro. Dicevo, si conclude così con questa doppietta del Friuli Friulintagli Brugnera, la finale B Nord-Est dei campionati di società allievi organizzata a Vittorio Veneto dalla Vittorio Atletica. Abbiamo salutato e ringraziato appunto il presidente Roberto Bizz, il dirigente Mauro Di Ossi che ci ha accompagnato in questa lunga telecronaca. Non mi resta che ringraziare ovviamente il regista Federico Campoalorso che ci ha supportato e sopportato in questi 2 giorni, facendoci seguire al meglio sicuramente da casa tutte queste 2 giornate di gara. Ovviamente grazie anche ai 2 ragazzi che sono stati sul campo a prendere acqua ieri e sole oggi, Francesca Astori e Jacopo Bressani, i 2 nostri cameraman che ci hanno appunto permesso di vedere al meglio tutte queste 40 gare di questi 2 giorni. Grazie ovviamente a tutta quanta l'organizzazione, grazie soprattutto agli atleti che ci hanno permesso di assistere a queste gare. Mauro, se vuoi salutare qualcuno. Grazie a tutti e grazie alla Tenda TV soprattutto, perché è stata un'esperienza positiva almeno per noi, ma penso anche per voi, e il prossimo anno, alzando l'asticella, speriamo di trovarci qui con un'altra diretta 2 giorni. Non so se il regista sarà d'accordo, però insomma grande, bellissima esperienza. Grazie a voi. Bene, allora grazie ancora. L'appuntamento non è sicuramente all'anno prossimo, ci vedremo prima, ma con Vittorio Atletica ci vedremo. Hanno detto che vogliono fare una finale una finale oro, magari, chissà, dei campionati italiani di società. È una battuta ovviamente, ma è soprattutto un auspicio per il proseguo di questa società, di questa attività, di questo impianto e di questo sport. Grazie a tutti e buona domenica.